Bentornati e bentornate a Focus Verona Economia, la trasmissione di approfondimento in onda ogni venerdì sera su Radio Adige TV. Torniamo a parlare del premio Innovazione perché mancano meno di 20 giorni a questo grande appuntamento organizzato dall'associazione Verona Network e supportata dal gruppo editoriale Verona Network, un incontro che si svolgerà alla presenza di ospiti istituzionali molto importanti il 22 maggio, giovedì, a partire dalle ore 16 nella sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona in via Santa Teresa 12. Un evento sostenuto da Fondazione Cari Verona e da Innovap, un evento che mette assieme talenti, idee, progetti che nascono all'interno delle scuole superiori, delle start-up, ma anche degli ITS. In queste settimane vi abbiamo parlato tanto di questo appuntamento imperdibile perché abbiamo cercato di avere anche delle testimonianze a supporto importanti e prestigiose. Nelle scorse settimane abbiamo parlato molto di incubatori, di aziende, idee che rilanciano sull'innovazione. Questa sera parleremo in particolare di Università di Verona, che tra le altre rilancia e incuba anche spin-off e di una realtà molto importante che ha sede a Padova, Le Village by Credit Agricole Triveneto. Ma iniziamo con ordine e partiamo con il nostro Ateneo Scaligero. Abbiamo avuto ospite in studio il professor Diego Begalli, prorettore dell'università, che ci ha ricordato innanzitutto la crescita del nostro Ateneo, passato davvero in pochi anni a quasi 30.000 studenti, 29.000 poco più, da una base di partenza di 24.000, ma soprattutto ha lanciato percorsi formativi davvero innovativi. E allora andiamo ad ascoltare le prime parole di Diego Begalli, che ci parla di questa crescita importante. È stata peraltro un obiettivo e una strategia di questa governance puntare all'ampliamento quali-quantitativo dell'Ateneo, e questo appunto in questi ormai 6 anni di gestione, perché ci apprestiamo con il 30 settembre a chiudere i 6 anni di mandato, ci ha portato ad aumentare intanto la base studentesca iscritta dai 24.000 circa del 2019, quando abbiamo iniziato il mandato, agli oltre attuali 29.000, e contestualmente con anche un forte investimento in termini di ampliamento dell'offerta formativa, tenuto conto che abbiamo aperto ben 31 corsi di studio nuovi, insomma, nelle diverse macro aree. Tra l'altro, tra i corsi nuovi inaugurati ce ne sono alcuni davvero che testimoniano la volontà di aprirsi con uno spirito di innovazione importante. Percorsi di formazione innovativi, pensando per esempio a ingegneria biomedicale, farmacia, Anegrar, ma insomma, ecco, c'è stata una visione anche e uno sguardo importante sul futuro. Sì, questo abbiamo cercato di fare, insomma, ecco, quindi allora innanzitutto ci siamo molto focalizzati sulla creazione e sviluppo di nuove reti collaborative, no? Quindi sia con gli altri enti del territorio che con altre università vicine a noi. Quindi per esempio ingegneria dei sistemi biomedicali è stata sviluppata in interateneo con Modena, Reggio Emilia e Trento, no? Quindi lungo, diciamo, l'asse 22 del Brennero, e dove allora da un lato abbiamo un ateneo come quello di Trento che storicamente ha una base importante anche in ambito ingegneristico, e dall'altro lato un ateneo come quello di Modena e Reggio Emilia, dove, come ben sapete, a Carpi c'è un distretto importantissimo del biomedicale, ecco, no? Ecco, e quindi questo.
poi l'interazione per esempio con il Sacro Cuore in Negrar per lo sviluppo di farmacia, l'insediamento su Vicenza per esempio, dove abbiamo un'altra sede importante per management dello sport, quella ad esempio in collaborazione tra management e il Dipartimento di Neuroscienze, quindi è dell'Ateneo di Verona ma è una interdipartimentale, e quindi e poi la creazione, l'apertura di un dipartimento nuovo, il Dipartimento di Ingegneria di Medicina Innovativa, il DIMI. Quella è stata proprio una idea del rettore che proprio in questa visione futura che diceva lei, quindi di proiezione della medicina, della chirurgia verso proprio le applicazioni più ingegneristiche, più avanzate, la robotica e quant'altro. Più uno sguardo anche sull'osteopatia. Assolutamente sì, lì è arrivato proprio un decreto ministeriale al quale bisognava rispondere in tempi rapidissimi, e noi per fortuna avevamo già attivo un corso di perfezionamento in questo ambito, e questo ci ha consentito di poter essere inseriti nel primo ciclo di accreditamento, che ha visto solo 2 atenei, Verona e Firenze, ecco, per cui anche lì insomma siamo arrivati con molta celerità. Avete sentito le parole del prorettore Diego Begalli. Ora ci trasferiamo idealmente a Padova per ascoltare le parole invece del direttore generale di Le Village, che è Matteo Di Biagi, come ha detto in premessa, che ci parla di questo spazio aperto a giovani, start-upper, imprese, un incontro di idee, progetti, iniziative che dà sicuramente frutto. Sentiamo come è nato e quali sono le finalità. L'iniziativa non è stata inventata qui sul nostro territorio, ma nasce dalla Francia, quindi Crédit Agricole è uno dei primi 10 gruppi a livello mondiale come gruppo bancario. In Francia aveva già ben 40 Le Village. È stato deciso di portarne anche uno nel nostro territorio. La mission di Crédit Agricole nel farlo è proprio quella di portare innovazione, trattenere talenti, formare giovani, e avviarli a intraprendere un percorso con le start-up, e poi avvicinarli anche alle corporate, alle aziende di quel territorio, per trasferire innovazione e tecnologia. Così ha fatto quindi fondando Le Village by Siatri Veneto, e al quale poi hanno aderito altri soci, quindi abbiamo trovato un terreno fertile con anche la partecipazione di Confindustria Veneto Est, il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo e la Fondazione Università di Padova. Quello che fa Le Village è quello di creare proprio un ecosistema dove mette insieme start-up, giovani, quindi imprenditori che hanno queste start-up con dei prodotti e servizi già pronti da offrire al mercato, mettere in contatto con le corporate, le aziende del nostro territorio, ne abbiamo diverse con cui collaboriamo, e poi, grazie alla contaminazione e collaborazione tra queste due entità, nascono diverse opportunità. Allora, per la startup sicuramente l'opportunità di crescere, di scalare e per i giovani di mettersi alla prova direttamente col mercato di sbocco, che è quello delle grandi corporate che possono prendere i loro prodotti. E nel suo tempo, o magari essere valutati anche dalle aziende, perché magari questi talenti possono essere anche questi founder, che poi sono effettivamente dei talenti, perché abbiamo esempio di veramente grandi cervelli che riusciamo a trattenere nel territorio grazie a questi processi, e la possibilità poi di portare nelle nostre aziende innovazione e idee nuove su quelli che sono i maggiori trend di mercato.
Ed eccoci di nuovo in studio, torniamo dal professor Begalli. L'Università di Verona fin dai primi anni di formazione, insomma, cerca di trasferire un DNA imprenditoriale ai propri studenti, imprime quei valori e diciamo quelle spinte che portano poi al cosiddetto trasferimento tecnologico. Ne abbiamo parlato proprio con il prorettore, quindi torniamo da lui. L'idea è quella in questo caso di riuscire a disseminare tra studentesse e studenti fin dall'inizio del percorso universitario proprio questa cultura dell'innovazione, questa cultura imprenditiva che sviluppiamo con svariati strumenti, in primis tutto il servizio che diamo anche per esempio attraverso il centro di Ateneo il TALC con le soft skill, con l'erogazione delle soft skill, ma poi con attività quali simil-hackathon, quali i Contamination Lab che facciamo anche in collaborazione con imprese istituzioni e poi insomma siamo intervenuti anche sulle modificazioni dei regolamenti che riguardano sia la proprietà intellettuale che le società spin-off, che adesso rendono possibile anche per studentesse e studenti delle lauree magistrali aprire delle società startup spin-off. Tra l'altro con risultati importanti, perché avete partecipato a diversi concorsi con le vostre realtà, con i vostri spin-off, ottenendo, dicevamo, dei risultati molto confortanti. Sì, allora diciamo che l'Ateneo da quando sono partite queste attività, insomma anche con le precedenti governance, ha accreditato quasi 40 società spin-off. Okay, attualmente ne abbiamo circa 25 incubate e rispetto a queste abbiamo anche qui, con accordi collaborativi con incubatori già certificati, società specializzate, cercato di migliorare i servizi di supporto soprattutto dell'area business verso queste società. Questo ci sta dando ottimi risultati. Per esempio nel 24 abbiamo vinto con Astasier il Startup Veneto e ne abbiamo piazzate altre 2 nelle prime 5, insomma. Poi abbiamo avuto anche delle con una concorrenza importante certo. Abbiamo avuto anche delle fuoriuscite importanti come Umatics, come Giulia, che sono state acquisite da grossi gruppi industriali, e quindi perché poi insomma fine ultimo è questo, generare l'interesse e l'attrattività verso gli investitori per far sì che poi questi output della ricerca possano tradursi in valore per il sistema economico. Ed è una soddisfazione per voi in primis vedere che generate valore per gli studenti, che è la missione dell'università, ma anche per il territorio, quindi se le due cose vanno di pari passo c'è il massimo della soddisfazione. E sicuramente lo avete sentito, c'è grande soddisfazione nel vedere risultati che nascono nell'ambito dell'Ateneo, vedendo che si riescono a trasferire conoscenze, competenze e allo stesso tempo si produce valore economico e sociale per il territorio. Torniamo alle Village, perché come dicevamo all'inizio di questa puntata è sicuramente un luogo di scambio molto molto importante, uno spazio di matching, questo inglesismo che serve per far capire come ci sia un incontro tra domanda e offerta, soprattutto tra chi propone delle idee imprenditoriali e poi le aziende che le raccolgono. Il direttore di Biagi ci spiega proprio questo clima di grande collaborazione e complementarietà che si è creata proprio tra queste realtà all'interno dello spazio padovano. E da un lato abbiamo la crescita di molte startup che sono arrivate da noi, penso per esempio FinUp è arrivata da noi con 80.000 euro di fatturato, l'abbiamo portata a oltre i 900.000 euro,
ma così ce ne sono molte altre che stanno crescendo rapidamente. Penso a Quindi sull'intelligenza artificiale, penso a J4Energy, cioè tante realtà che stanno diventando vere e proprie aziende che un domani rappresenteranno una nuova industria e imprenditorialità sul nostro territorio, e quindi porteranno comunque, saranno virtuose per dove ci troviamo. E l'altro aspetto è quello invece proprio del matching, come si diceva prima, tra aziende e startup, dove abbiamo diversi casi. Per esempio penso a Irinox, che sta facendo dei POC, quindi dei casi pilota già con 3 aziende, 3 startup, una sulla sostenibilità, una sull'intelligenza artificiale e una sulla blockchain. Poi abbiamo per esempio Acciaierie Venete, che sta sviluppando un sistema sia sull'efficientamento energetico, sempre con una nostra startup, e anche con una startup sull'intelligenza artificiale. E così tantissimi casi che sono proprio opportunità per le aziende di sperimentare le nuove tecnologie grazie a questi founders startup. Cito un'altra cosa, poi i village. L'altra fortuna è che abbiamo 5 village in Italia, una a Milano, una a Parma, una a Catania, adesso ne apriremo uno anche a Napoli, e uno anche, se ne usa uno anche a Sondrio sull'innovazione, sui temi della montagna. E questo fa sì che le aziende e le startup che collaborano con noi poi interagiscono con anche le startup e le aziende degli altri village. Quindi abbiamo anche dei casi di startup che stanno sviluppando dei POC con Barilla, con Muti, con Dallara, quindi aziende per esempio del village di Parma, e viceversa startup che sono di Parma e che stanno facendo dei casi con le aziende del Triveneto. Quindi ecco, è una bella commistione, è un bello ecosistema che si è creato. Radio Adige Show, l'evento della tua estate. DJ set, live band e le scenografie più spettacolari del momento. Prenota ora la tua data. Il tuo evento personalizzato nelle piazze più belle d'Italia. Radio Adige Show. www.radioadige.tv. Ed eccoci tornati in studio dopo un breve spot pubblicitario. Siamo nella parte conclusiva di puntata. A farla da padrone sicuramente nel trasferimento tecnologico c'è anche l'intelligenza artificiale. Si sta affacciando prepotentemente in tutti i campi, in tutti gli ambiti, a maggior ragione in un ambito come quello dell'innovazione, delle start-up e degli spin-off. L'intelligenza artificiale fa parte anche della crescita di Le Village, quindi torniamo sempre dal direttore di Biagi. E su questo stiamo facendo molto, ci stiamo affermati ormai come un po' un riferimento sul Triveneto per queste tematiche qui, e tant'è vero che ce l'ha riconosciuto anche Google, che l'altro anno ha fatto 3 giorni di eventi presso il nostro hub a Padova, e come anche adesso abbiamo fatto un accordo con Accenture, Microsoft, Comune di Padova, Università di Padova, proprio per attività di ricerca con studenti e PhD su queste tematiche qui. E poi è partito da poco un progetto con aziende del nostro territorio, quindi hanno aderito 15 aziende, e con queste aziende facciamo proprio un percorso dove prima parte riguarda la formazione su quello che è l'intelligenza artificiale, molto, molto pratica, molto con use case, e poi la seconda parte permette alle aziende che hanno aderito, quindi abbiamo aziende del calibro di MCZ, Carel, Interporto di Padova, quindi molte aziende anche di livello elevato, e che poi possono facciamo uno scouting di startup, e quindi vengono messi in contatto con delle startup che stanno sviluppando applicazioni di intelligenza artificiale, per capire se poi possono essere integrate nei loro sistemi e nei loro processi. Oltre a questo diamo anche la possibilità di fare, lo faremo proprio il 6 maggio, un Career Day, perché sappiamo che 3 sono i fattori su cui stiamo cercando di dare una risposta al territorio. Uno è la formazione sulle nuove tecnologie,
La seconda è il trattenere talenti e portarli alle aziende del nostro territorio senza che questi scappino all'estero perché magari trovano opportunità migliori. E la terza è lo scouting tecnologico. Quindi proprio la seconda, quindi quella per i giovani, facciamo un career day dove tratteremo i temi dell'innovation manager, quindi sarà spiegato cos'è il profilo dell'innovation manager e che opportunità hanno gli studenti nello svolgere questo ruolo in azienda, e grazie anche alla collaborazione con il Gruppo Umana e con il QOA, la Business School del QOA, faremo proprio questa giornata per gli studenti sul tema proprio di innovation, e parleremo proprio anche delle prospettive che l'intelligenza artificiale può offrirgli in una carriera in azienda. E questo era l'ultimo contributo da parte di Matteo Di Biagi, in generale l'ultimo contributo di questa puntata di Focus Verona Economia. Grazie per averci seguito, noi torneremo la settimana prossima, parleremo di banche e di finanza. Ricordo ancora una volta, la facciamo vedere, la mostriamo, la locandina del premio innovazione, c'è la possibilità di registrarsi tramite Eventbrite a questo evento importante, 22 maggio, giovedì, ore 16, sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. Segnatevi perché sarà davvero un incontro molto molto ricco di idee soprattutto. Buon proseguimento di serata su Radio Adige TV.